Vi prego di prendere posto. Diamo allora inizio all'adunanza. Benvenuti, naturalmente. Devo portare alcune giustificazioni, non vi leggerò la noiosissima lista dei giustificati, anche se devo dire sono molto soddisfatto della presenza oggi per un evento che noi sentiamo come molto importante. Una però ve la devo, la giustificazione del Presidente, che indegnamente è sostituito dal Vicepresidente pro tempore e che vi saluta, in particolare si scusa con la signora, con gli amici, con i colleghi per non poter essere presente ecco, con la preghiera appunto, naturalmente tutto quello che delle funzioni di quest'oggi è concordato col Presidente nei dettagli. Come tradizione, in occasione delle commemorazioni, che sono un evento per noi importante, per l'affetto e la considerazione che abbiamo avuto, che abbiamo in generale per i nostri soci e per il professor Dal Palù in modo speciale, procediamo immediatamente con la commemorazione. Le parole da dire sono poche, sono affidate naturalmente ad allievi, a soci, a persone che hanno avuto consuetudine e affetto per la persona che commemoriamo. Certamente non sarò certo io a parlare del suo profilo scientifico, del suo profilo, certamente possiamo dire del garbo, della presenza in istituto, possiamo dire delle relazioni che ha sempre intrattenuto con i soci, con il Consiglio di Presidenza, e quindi voglio partecipare naturalmente alla signora, le condoglianze sentite di Gerardo Ortalli e del Consiglio di Presidenza. Al termine della commemorazione la seduta verrà sospesa per qualche minuto per poter salutare. Vi pregherei allora il professor Achille Pessina di tenere la commemorazione del socio effettivo Cesare Dal Palù. Caro Vicepresidente, cari colleghi, signore e signori, e soprattutto cara Renata, caro Giuseppe, grazie per essere qui stamattina. Commemorare il proprio maestro è impresa assai ardua, perché si corre il rischio di cedere all'emozione, indulgere sui meriti, non citare aspetti magari molto importanti ma sconosciuti a chi vi parla, perché il professor Dal Palù era persona molto riservata. È inevitabile che quanto dirò si basi su ricordi del tutto personali e non su quanto l'ufficialità della circostanza richiederebbe. Mi è stato detto che il tempo previsto per una commemorazione si aggira intorno ai 30 minuti, ma io mi accontenterò di un tempo più breve perché la sintesi era molto apprezzata dal professor Dal Palù. Me lo ricordo bene quando in veste di moderatore diceva stringere, rafforzando le sue parole con un gesto della mano e aggiungendo se del caso qualche battuta pungente, come quando uno dei partecipanti a un congresso che invece di fare una domanda faceva una controrelazione e accortosi che il professore si stava spazientando, chiedeva venia dicendo: mi scusi professore, abbia pazienza, ma sa, io mi sono specializzato con lei a Padova. E il professore con voce stentorea rispose: non è colpa mia. Cesare Dal Palù, veneziano di nascita e padovano d'elezione, è sempre stato molto orgoglioso della sua città, della sua storia, e me lo fece capire fin dal primo momento che mi presentai a lui, io neolaureato, lui aiuto severo e temuto del professor Patrassi, e già all'epoca era il 1965 incaricato dell'insegnamento di patologia speciale medica e metodologia clinica. Quando mi presentai, percepì dal mio accento che non ero veneto e mi chiese: ma tu da dove vieni? Gli risposi: da Brescia. E lui con un sospiro, uno sguardo al cielo, disse: ah, dalle colonie. Questo approccio un po' inatteso non scoraggiò il mio desiderio di unirmi al suo gruppo. Il fatto è che il professor Dal Palù era già noto per essere un ottimo internista. Ricordo che ascoltava con attenzione e spirito critico le anamnesi raccolte dagli allievi e dalle sue osservazioni in merito si imparava molto.
Visitava i pazienti in modo estremamente accurato e al termine formulava ipotesi diagnostiche che sarebbero state confermate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio, che non erano mai chiesti in eccesso, come purtroppo oggi accade a causa della cosiddetta medicina difensiva. Si indispettiva quando gli assistenti ricorrevano all'aiuto degli specialisti senza, secondo lui, una ragione plausibile, perché riteneva che un bravo internista dovesse sforzarsi di arrivare alla diagnosi con la propria testa. Semmai lo specialista doveva essere coinvolto nel caso di ulteriori approfondimenti o di terapie specifiche di sua stretta competenza. Riteneva che la peggior sorte per un paziente fosse quella di passare da un paziente all'altro senza che ci fosse una visione di insieme dei problemi. Terminava spesso le sue visite con un sorriso, una stretta di mano, e anche in questo dimostrava di essere un bravo medico. Aveva carisma riconosciutogli da pazienti, allievi e colleghi. Quando io mi unii al suo gruppo di ricerca, il professore aveva già pubblicato 130 lavori che spaziavano dall'ambito ematologico al nefrologico, pneumologico, cardiovascolare e patologico, come usava allora fra gli internisti. Ricordo ancora, era il 1967, e mi chiese di presentare in sua vece un lavoro sui cortocircuiti portosistemici in pazienti cirrotici, con l'impiego allora molto innovativo di macroaggregati di albumina iodomarcati, e questo doveva avvenire a un congresso a Göteborg moderato dalla professoressa Sheila Sherlock, un mostro sacro nel campo epatologico dell'epoca, che alla fine mi disse: porti le mie congratulazioni a Cesare Dal Palù, una cosa eccezionale. Il professore prediligeva comunque e da sempre il cardiovascolare. La sua prima monografia, pubblicata nel 1961, ha per titolo Errori e limiti della diagnostica elettrocardiografica. Passione per la cardiologia coltivata sin dalla laurea e che lo portò a frequentare l'unità di cardiologia diretta dal professor Lenegre presso l'Hôpital Boucicaut a Parigi. Quando io entrai come assistente volontario in clinica medica, il professore stava scrivendo assieme al professor Patrassi e al professor Wall una monografia sull'ipertensione renovascolare su invito della Società Italiana di Medicina Interna. Da allora praticamente tutte le sue ricerche sono state rivolte allo studio dell'ipertensione arteriosa. Verso la fine degli anni 60 non si sapeva neppure quale fosse la prevalenza di questa condizione nella popolazione generale. Egli si fece quindi promotore di studi epidemiologici, in questo aiutato molto da Gianni Ambrosio, che coinvolsero buona parte della popolazione del Veneto. A seguito di questi studi ebbe riconoscimenti da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e incarichi per stilare e condurre progetti di ricerca di respiro europeo che lo portarono alla notorietà internazionale. Vincitore di concorso a cattedra, dal 1968 al 1972 fu direttore della clinica medica della Neonata Università di Trieste, dove svolse anche il ruolo di preside di facoltà. Io in quel periodo ero a Londra per un PhD al St. Mary's Hospital e non assistetti alle contestazioni studentesche di quegli anni, che invece Cesare Dal Palù, soprattutto nella veste di preside, visse in prima persona, sempre dimostrando, mi fu poi raccontato da chi lo seguì a Trieste, grande equilibrio e buonsenso. Proprio in quegli anni a Londra si stava mettendo a punto una tecnica rivoluzionaria di misurazione della pressione che consentiva una registrazione battito per battito
in soggetti liberi di muoversi a piacimento e quindi di attendere alle proprie attività quotidiane. Il professore, trasferitosi nel frattempo a dirigere la clinica medica della sede distaccata di Verona dell'Università di Padova, mi chiese di portarla in Italia. Con il suo utilizzo fu possibile condurre ricerche sulla variabilità spontanea della pressione, sul suo ritmo circadiano, le variazioni sotto diversi tipi di stress fisici e mentali, sui picchi pressori rivelatisi cruciali per gli eventi cerebro e cardiovascolari, sul rapporto assai stretto esistente fra media delle pressioni delle 24 ore e danno degli organi bersaglio rispetto a quello con la pressione misurata dal medico in ambulatorio. Era anche quello il tempo della scoperta di nuovi farmaci per la terapia dell'ipertensione arteriosa, come i beta bloccanti, calcio antagonisti, antiadrenergici, ACE inibitori. Di molti di essi la nostra scuola si impegnò a definire gli effetti emodinamici e l'impatto su cuore, encefalo, reni, vasi, oltre naturalmente a studiarne la durata d'azione, proprio con l'utilizzo del monitoraggio in continuo, con utili ricadute anche dal punto di vista pratico, come quello di poter stabilire correttamente i tempi della loro somministrazione. Nel novembre del 1975 il professore fu chiamato nella sede madre di Padova a ricoprire l'incarico di direttore della seconda clinica medica. Già nei primi anni '80 la notorietà di Cesare Dal Palù era tale da meritargli la nomina a primo presidente della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa, che aveva contribuito a fondare, e della Lega Italiana per la lotta contro l'ipertensione. Non c'era congresso importante in cui non fosse invitato a relazionare o moderare. Quando moderava era molto intransigente, non solo nel far rispettare i tempi, come ho già ricordato, ma anche sull'uso dei termini che dovevano essere i più appropriati. Stroke era termine sgradito. Se poi uno diceva stroke fatale, aggiungeva di fatale ci può essere solo una bella donna o l'amantide religiosa. Ictus si doveva dire. Ricordo che un relatore che parlava di Holter pressorio disse: il signor Holter ha inventato la tecnica di registrazione in continuo dell'elettrocardiogramma e non della pressione, aggiungendo: sarebbe come se io dicessi in questo momento che sto moderando che in realtà sto zanchettando semplicemente perché il professor Zanchetti modera spesso. Nel corso degli anni la sua attenzione si focalizzò sui rapporti fra ipertensione e arteriosclerosi. Sosteneva, e a ragione, che laddove la pressione è bassa, come nelle arterie polmonari o al di sotto di una coartazione aortica, l'arteriosclerosi non si sviluppa. Da qui una serie di studi clinici e sperimentali che consentirono di chiarire i meccanismi attraverso i quali l'ipertensione porta all'aterogenesi nei diversi distretti circolatori. L'ipertensione e la conseguente turbolenza del flusso sanguigno, specie a livello delle biforcazioni vasali, determinano un marcato aumento dello stress parietale che causa a sua volta un incremento del turnover delle cellule endoteliali, minandone l'integrità, favorendo il rilascio di fattori di crescita attivi sulle miocellule lisce dell'intima e della media, dando così inizio al processo arteriosclerotico cui contribuiscono anche catecolamine, angiotensina, aldosterone, endoteline, tutti fattori circolanti che svolgono un ruolo di rilievo anche nella genesi dell'ipertensione. Il professore è stato l'ispiratore di molte di queste ricerche, i cui risultati è cercato ove possibile di trasferire nel campo clinico e terapeutico. La metodologia allora impiegata verteva prevalentemente sull'ecodoppler, l'angiografia, l'immunistochimica, genomica e metabolomica erano ancora sconosciute, mentre sono diventate familiari agli allievi del professore che proseguono in questo filone di ricerca.
ma io sono ancora affezionato ai tempi in cui insieme ad Antonio Pagnan misuravamo la pressione ai tacchini bianchi a petto largo in un allevamento in quel di Montebelluna. In California si era scoperto che alcuni tacchini di questa razza, cresciuti in un allevamento sito nei pressi di un aeroporto, morivano per aneurismo dissecante dell'aorta a seguito probabilmente del rumore degli aerei in decollo e in atterraggio. Noi potemmo allora scoprire che la pressione di questi animali era molto alta, in alcuni raggiungeva persino i 250 mm di mercurio, il loro cuore mostrava una marcatissima ipertrofia ventricolare sinistra, le catecolamine circolanti erano molto elevate e ciò era quasi sicuramente dovuto, oltre che alla genetica, allo stress da affollamento, perché potemmo constatare che gli stessi animali posti a crescere sull'aia avevano pressioni assai inferiori. L'intensa attività clinica e scientifica non ha impedito al professore di occuparsi anche di politica sanitaria e come prorettore per la medicina si adoperò per espandere il polo di Treviso e di Castelfranco, scrivendo molti articoli su questo tema sulla stampa locale. Professore emerito dal 1995, ha continuato a interessarsi dei lavori dei numerosi allievi, alcuni dei quali cattedratici. Ma non solo questo. Nel 2003 ha fondato insieme alla moglie Renata un'associazione di promozione sociale denominata Minerva, dedita ad aiutare i familiari di pazienti affetti da disturbo bipolare, informare e sensibilizzare su questa patologia e adoperarsi per una migliore collaborazione con le aziende sanitarie e gli psichiatri. Anche questo va a onore di Cesare Dal Palù, sempre attento anche a problematiche sociali, tanto che all'inizio degli anni 90 gli fu chiesto di presentarsi per l'elezione al Senato della Repubblica. Concedetemi infine di ricordare che un altro suo gesto di generosità è stato quello di aver voluto proporre e sostenere la mia candidatura a socio di questo istituto. In un certificato del 1967 il professor Patrassi scriveva: il dottor Cesare Dal Palù è dotato di intelligenza vivace, temperata da vigile senso critico, di uno spirito di iniziativa non comune e di un'attività fervida e feconda. Il professor Patrassi era effettivamente lungimirante. Da parte mia posso aggiungere che è stato un maestro rigoroso, severo, spesso incalzante. Le sue osservazioni verso chi sbagliava erano talvolta sferzanti ma giuste. Nel corso degli anni il suo modo di fare si è addolcito e gli allievi, al rispetto reverenziale nei suoi confronti, hanno affiancato l'affetto filiale. Il professore si è spento il 18 gennaio scorso, 2 giorni prima del 93esimo compleanno, accompagnato dalle cure amorevoli di sua moglie Renata, che continua nel suo impegno per Minerva. Ringraziamo il consorzio Pessina per questa bella commemorazione di un socio che abbiamo molto, molto apprezzato e molto ammirato, e nel portare ancora una volta alla famiglia, alla moglie Renata in particolare, il saluto e il rimpianto del Presidente, che purtroppo non può essere qui, del Consiglio di Presidenza, certo di interpretare i sentimenti di tutti i consorzi dell'Istituto, sospendo la seduta per qualche minuto.